Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, oggi siamo in versione salute. Buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054, come sempre lo vedete in sovraimpressione. Oggi una puntata davvero particolare perché abbiamo due professionisti, due medici e parleremo dei nostri occhi, come prevenire le malattie, come curare la nostra vista. Abbiamo il piacere di ospitare in studio con noi, lo faccio per galanteria femminile, chiamiamola così, Antonella Frank, direttore dell'unità operativa complessa oculistica dell'ospedale civile ULSS 3 Serenissima, benvenuta. Buongiorno a tutti. E il piacere di avere in studio con noi Emilio Rapizzi, direttore dell'unità operativa complessa dell'oculistica dell'ospedale dell'Angelo, ULSS 3 Serenissima, benvenuto anche a lei direttore. Grazie, buongiorno a tutti. Ma quando c'è una donna, poi anche direttrice, mi rivolgo per prima a lei. Allora, che situazione abbiamo in Italia? In Italia dobbiamo dire che problemi di vista ce l'hanno parecchi italiani. Pensate che si stima che ci siano tra i 26 e i 28 milioni di italiani che portano gli occhiali in generale e nel mondo, pensate, sempre in Italia un terzo della popolazione ha problemi, ha vizi refrattari. Poi con l'età gli occhiali si tolgono, si mettono, però è un oggetto poi anche che piace davvero molto e si fa fatica magari a abbandonarlo quando magari si fa un laser, ma questo ne parleremo subito dopo. Tra le tante patologie che colpiscono la vista poi ci sono quelle connesse alla cornea e allora veniamo subito alla nostra Antonella Frank. Intanto di che cosa parliamo, che cos'è la cornea? Allora, la cornea è una struttura trasparente, la parte anteriore dell'occhio deve essere perfettamente trasparente e deve avere una curvatura per portare i raggi visivi all'interno dell'occhio e quindi sulla retina perché si vedano gli oggetti. E noi siamo esperti di alterazioni della cornea, di problemi corneali, ecco vedete la cornea è in sovraimpressione e diciamo che un'alterazione della curvatura della cornea o della trasparenza della cornea determina ovviamente un problema visivo. Segnalo che abbiamo una stretta collaborazione sia con l'ospedale di Mestre, io e il dottor Emilio Rapizzi lavoriamo in sinergia, quindi facciamo sia interventi davanti, quindi interventi di trapianti di cornea, che sia interventi posteriori di retina e ne parleremo dopo. Comunque qualsiasi diciamo alterazione, come ho detto prima, della curvatura, vedete qua gli strati della cornea, la cornea è formata, ecco sono micron, pochi micron, è fatta da 5 strati, dall'epitelio a uno stroma e quindi a una parte profonda che sono le cellule endoteliali e a seconda dell'opacità dell'alterazione che si crea si possono sostituire chirurgicamente o tutta la parte o la parte superficiale oppure la parte profonda. Vedete appunto le alterazioni della cornea, della curvatura e della trasparenza della cornea. Qui si parla di keratocono, che è una patologia legata soprattutto ai ragazzi giovani, non è così rara ed è un'alterazione della curvatura che determina un astigmatismo e quindi una visione deformata e in questo caso ci sono delle tecniche che possono prevenire la evoluzione della patologia del keratocono, che sono il cross-linking e quindi una sorta di invecchiamento della retina e della cornea, un indurimento della cornea con i raggi ultravioletti e la vitamina B, oppure il trapianto di cornea quando questa patologia non determina più la possibilità di vedere. Questi giovani pazienti solitamente sono pazienti che utilizzano lenti a contatto per vedere, che tolgono questa deformazione dell'immagine, questo importante astigmatismo. Senta, e a proposito del keratocono, visto che ne stiamo anche parlando, il 90% dei pazienti ne è affetto di solito da entrambi gli occhi e secondo le statistiche invece il 10% lo eredita dalla famiglia, una malattia ereditaria. Le cause del keratocono sono ancora incerte, quindi possono essere ambientali. Ultimamente si è visto che lo chiamano il rubbing, gli americani, sono stati degli studi per cui i ragazzi, ed è per questo che il keratocono è associato soprattutto a patologie diciamo allergiche,
allergiche, infatti c'è una stretta correlazione. Quando il ragazzo si gratta troppo gli occhi, soprattutto in questa maniera, è possibile che questo traumatismo continuo determini un'alterazione della curvatura e quindi il keratocono. Quindi magari una persona allergica al pelo del coniglio, tutte le patologie, anche le patologie allergiche importanti, anche malattie eczemi, o insomma malattie che determinano delle allergie importanti, che determinano un grattamento continuo e quindi la possibilità di questo traumatismo continuo che può determinare il keratocono. Come anche ci sono fattori genetici, si è visto che l'eredità è più orizzontale, è più facile che siano fratelli, cugini, più che verticale tra genitore e figlio. E quindi insomma la vera causa del keratocono comunque ancora un po' misteriosa. È ancora un po' misteriosa. Allora continuiamo a parlare, ovviamente 049 49 06 054, siamo a disposizione con i nostri medici e i nostri esperti. Se avete delle domande siamo oggi concentrati sulla vista e sulle sue patologie. Senta dottoressa, poi ci sono varie patologie che colpiscono ovviamente la cornea. Le infezioni, prima fra tutto, perché ecco, vorrei segnalarlo, ci sono delle infezioni molto gravi legate soprattutto all'utilizzo di lente a contatto e quindi sono frequenti, sono soprattutto nel soggetto giovane, sono difficili da diagnosticare, alcune sono molto difficili da diagnosticare, per cui in Banca degli Occhi abbiamo creato un ambulatorio specifico in cui si fanno esami specifici, esami laboratoristici per vedere quale sia la causa di questa infezione. Parlo di acantameba, che sono dei protozoi che sono difficilissimi sia da diagnosticare che da curare. Noi siamo anche in uno studio multicentrico internazionale proprio per la cura della cheratite da acantameba. Utilizziamo un farmaco, è bello anche dirlo perché è di una ditta italiana che lo dà in tutta Italia gratuitamente e che è una formulazione per cui si è visto che ammazza, diciamo così, le cisti, queste brutte infezioni da acantameba. Che poi sono quelle infezioni che ogni tanto vediamo anche noi sui nostri media, leggiamo ha trovato parassita all'interno dell'occhio, piuttosto che ci lasciano sempre un po' con la bocca un po' aperta, mamma mia che schifezza dottoressa. Allora prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno, sono Giusy da Treviso. Buongiorno Giusy, ci dica. Volevo chiedere al professore, un vicino di casa ha la maculopatia secca dal 2005, le hanno ordinato degli integratori e ha le cataratte l'80% e il destro ha la retina bucata. Non so se può avere peggio di così. Mamma mia, questa prima telefonata ci ha qualche rimedio, qualche soluzione magari che veda un po' meglio. Va bene, allora intanto questa è una relazione di buon vicinato, quindi mi piace questa cosa che ci si aiuta tra vicini in questa società complicata, come poi ci si aiuta con quello che sta succedendo poi nella nostra regione. E allora, chi se la sente di rispondere? Maculopatia secca dal 2005, cataratta all'80% e la destra con la retina bucata. Sì, signora Giusy, buongiorno, la ringrazio per la domanda. Più tardi parleremo proprio di questo argomento, entrando un pochino più nel dettaglio di queste cose. A disposizione oggi ci sono tantissime cose che 10 anni fa non c'erano. I farmaci hanno cambiato la qualità della vista e quindi della vita dei nostri pazienti. Nel caso però della maculopatia atrofica, purtroppo siamo un argomento un pochino più triste, perché i farmaci che sono stati fino ad oggi studiati e provati non ci hanno dato quella soddisfazione che speravamo e quindi attualmente le cose che noi possiamo fare è tranquillizzare i pazienti sul fatto che il procedere, il progredire della malattia è una cosa molto lenta e quindi generalmente i pazienti passano tutta la loro vita con una certa indipendenza, riescono ad andare a fare la spesa, riescono in moltissimi casi anche a guidare la macchina. Adesso credo che il caso del suo vicino di casa sia un po' particolare, quindi probabilmente no, però l'autonomia dei pazienti viene mantenuta.
Le sane abitudini di vita sono fondamentali, quindi non fumare, perché sappiamo che il fumo è un fattore di rischio per questa patologia, e alimentarsi bene. Quello che facciamo noi medici quando vi diamo l'integratore è sostanzialmente un suggerimento di una sana alimentazione. Non possiamo sapere se tutti i pazienti hanno un assorbimento di vitamine normale, e quindi prescrivere gli integratori è una cosa che facciamo volentieri. Ecco, allora 049 49 06 054, poi state in ascolto perché poi sulla questione della retina ritorna il nostro Emilio Rapizzi. Senta dottoressa, allora abbiamo trattato un po' alcune patologie della cornea, allora a un certo punto poi dobbiamo anche ricordarlo, perché siamo in una regione molto strutturata dal punto di vista anche come banca degli occhi, con la quale voi siete costantemente in contatto, anche proprio immerso con i vari appunto laboratori che ci sono. Questo è bene ricordarlo, perché si sente parlare di cornea, ma come arrivano, da dove arrivano? È la banca più importante che c'è in Italia, da questa sono poi nate le altre banche in Italia, ed è la banca sia a Mestre per quanto riguarda i tessuti corneali che a Treviso per quanto riguarda la membrana amniotica, perché utilizziamo anche la membrana amniotica per alcune patologie della superficie oculare. È molto importante avere questo diretto contatto con la banca degli occhi, perché sia per l'innovazione e anche per quando le cose non vanno bene, perché è anche possibile che ci siano delle cornee particolari per cui subito ci si mette in contatto. Si vede soprattutto, calcolate che quando si fa un trapianto di cornea si utilizzano due cornee, quindi una la utilizzo io e una la utilizza un altro ospedale in un altro posto, per cui se io trovo qualcosa di anomalo in questa cornea avverto immediatamente che venga fatta subito un controllo importante, proprio per evitare che non succedono molto spesso, ma è molto importante, soprattutto in questa maniera si cresce tantissimo, anche per il tipo di interventi. Adesso facciamo degli interventi particolari in cui utilizziamo solo dei piccoli strati di cornea. Questi piccoli strati devono essere inseriti nell'occhio in una certa maniera, e quindi si pensa come fare a dei dispositivi particolari proprio con la banca degli occhi per inserirli nel modo migliore nell'occhio. E in tutta sicurezza, perché poi sono diventati interventi che una volta stavi a casa una settimana, adesso due giorni, 3 giorni, addirittura a volte in giornata, la cataratta soprattutto, una grande conquista. Noi torniamo dopo la pubblicità. 049 49 06 054, siamo a disposizione, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 49 06 054, parliamo delle patologie della vista. Adesso ci concentriamo per un attimo sulla cataratta, perché insomma, abbiamo ricordi anche così nei nostri racconti dei pittori che diventando vecchi non vedevano più perché scendeva questo velo. Dottor Rapizzi, cos'è la cataratta? Verissimo, allora passiamo dalla cornea. Avete sentito prima la dottoressa Frank, che è la parte che comunica col mondo esterno. Subito dietro, all'interno dell'occhio, c'è una lente. Immaginatela come una lente come quella degli occhiali. Adesso se ci mandano in sovrimpressione delle immagini avrete più chiaro di cosa stiamo parlando. Questa lente si chiama cristallino. Con il passare del tempo il cristallino invecchia esattamente come invecchia la cute, come invecchiamo noi, e invecchiando cambia colore. Cambiando colore la sua trasparenza non è precisa, non è più perfetta, e quindi il paziente ad un certo momento comincia a vedere offuscato. Nell'immagine che vedete è rappresentato un cristallino come lo vediamo noi. Questo invece è un disegno, è la sua forma anatomica. Vedete che non è rotondo ma è ovalare dall'alto verso il basso, e all'interno, quando diventa giallo, quello è ciò che noi definiamo cataratta. La cataratta non è mai una patologia grave. Mai il 100% in medicina non esiste, quindi diciamo che è corretto dire che molto raramente la cataratta può essere una patologia molto importante,
che va trattata con tempistiche diverse da quelle a cui siamo abituati. Cioè non è una cosa che ti porta in pericolo di vita? No, non in pericolo di vita, ma soprattutto in pericolo di vista, noi stiamo parlando di questo. La cataratta porta a un lento e progressivo peggioramento della visione. L'immagine che avete adesso in sovraimpressione è l'immagine di un occhio che è ancora in grado di vedere, di poter guidare la macchina, eppure c'è la cataratta. Spessissimo i pazienti vengono a noi e ci dicono: dottore, mi opera di cataratta perché devo rinnovare la patente. Sono tutti preoccupati e sono preoccupati spesso per nulla, perché il visus residuo che hanno è importante, è ancora molto buono. Il visus è la vista, quanto vedono? Vedono ancora più che sufficientemente per poter guidare la loro macchina, andare a fare la spesa. Se posso interrompere, una cosa che è molto frequente, no? Nei nostri pazienti vedo molto meglio da vicino, perché la cataratta crea una miopia indotta, per cui tante volte i pazienti vedono quasi meglio da vicino, più offuscato da lontano, e questo è un primo sintomo di cataratta. Brava Antonella, infatti questa è una cosa che dobbiamo spiegare molto bene. Spiegata bene a casa, e fra l'altro appunto vi ricordo il numero di telefono 049 4906 054, stiamo parlando della cataratta. Cosa c'è da spiegare su questa cataratta, dottore? Cosa c'è da spiegare su questa cataratta? Molto bene. C'è da spiegare molto bene su quello che diceva Antonella, cioè il fatto che il paziente, sviluppando una cataratta nucleare, comincia a vedere bene da vicino utilizzando degli occhiali molto più piccoli rispetto a quelli che usava 10 anni prima, e quando poi noi lo operiamo di cataratta ritorna alla sua vita normale, quindi a vedere bene da lontano e ad avere un pochino di difficoltà da vicino. Un'altra cosa importante secondo me la cataratta è che il mondo è cambiato, la chirurgia è cambiata, la tecnologia è cambiata, la medicina sta avanzando molto velocemente, e questo consente a noi chirurghi di operare prima la cataratta. Le esigenze dei pazienti sono cambiate. Oggi un uomo di 80 anni guida la macchina, una signora di 80 anni guida la macchina, va a fare la spesa, li vediamo tutti i giorni, vero Antonella? I pazienti così, sono assolutamente indipendenti e quindi hanno la necessità di essere operati prima rispetto a quello che succedeva negli anni 60. Insomma, si aspettava che anche la cataratta diventasse matura, sì, questa storia. Anche perché, supponendo la telefonata, ricordiamo che la cataratta nei soggetti con over 70 anni, sono più di 70 anni, colpisce appunto il 60% degli over 70, quindi insomma, è correlata un po' alla nostra giovinezza in età matura, mettiamola così. Sì. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno signora, il mio problema è la caduta del vitreo, da cosa può essere provocata e se ci sono conseguenze, diciamo, quanto bisogna tenere sotto controllo la situazione e le conseguenze che porta questa caduta del vitreo. Quanti anni ha signora? Perché magari può servire ai nostri esperti. Io ne ho 66, diciamo che da 3 anni. Io ho 66 anni, da 3 anni ho questo problema. Allora, io la ringrazio, se sta con noi in diretta le faccio dare una risposta, qua la scelta. Il distacco, buongiorno signora, il distacco posteriore del vitreo non è un problema, il distacco posteriore del vitreo è un invecchiamento ed è un processo che avviene in tutti i pazienti. Questo sì avviene nel 100% delle persone, è solo... si sviluppa in momenti diversi, nei pazienti che sono miopi anche prima dei 40 anni, i pazienti invece che non sono miopi generalmente dopo i 40 anni. Quando avviene, se si manifesta con un aumento di queste moschette che vedete passare davanti all'occhio, i ragnetti, i vermicelli, queste cosettine qui, se succede questo associato anche a dei lampi luminosi, è molto importante che voi vi facciate vedere. Non è un'urgenza da dover correre al pronto soccorso nel giro di 24 ore, però è importante che una decina di giorni un oculista vi possa vedere. Se i lampi luminosi sono molto importanti e cala anche la vista, questo è da pronto soccorso e tutte le nostre aziende, in particolare la 3, fornisce un servizio ottimo da questo punto di vista. Ci sta anche rassicurando, lo sa, perché così ci dice non avere angoscia, ma vai. No, angoscia no, bisogna, per il distacco posteriore di vitreo non bisogna assolutamente avere angoscia, è un processo di invecchiamento normale, soprattutto dopo 3 anni le posso dire che questa cosa non creerà più nessun problema al suo occhio,
perché i problemi che si creano, vero Antonella, quando si sviluppa il distacco del vitreo sono acuti, quindi avvengono nei primi mesi dell'episodio, dopodiché si stabilizza tutto e quell'occhio generalmente non ha problemi per tutta la vita. Poi c'è anche un'abitudine anche alla vista, anche a questi corpi mobili, per cui tante volte, se uno non ci deve fare così tanto caso, perché tante volte poi la retina annulla l'immagine, e quindi noi consigliamo sempre, anche siccome il vitreo è soprattutto costituito da tanta acqua, di bere tanta acqua, di idratarsi bene, che comunque fa bene, e però basta solo tenerlo sotto controllo. Allora, cara signora, 66 anni, beva tanta acqua, poi ce li vedo anche io qualche volta i ragnetti, non ci faccio caso, come non si fa caso a tante cose, ci si abitua alla bellezza e alla bruttezza. 049 4906 054, pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Ma con chi sono in collegamento? Scusa. Lei è in diretta con noi qui ad ore 13 in versione salute, però ha il televisore alto, deve abbassare il volume. Sì, abbassa il volume. Sì, grazie. Sì. Eccoci. Sentiamo il ritorno, intanto lo dico, ripeto, 049 4906 054. C'è, signore, gentile telespettatore, ci dica tutto. Posso parlare? Certo. Faccio una domanda al professore? Vada. Vado. Devo fare una domanda al professor Rapizzi a riguardo dell'intervento chirurgico che ha fatto lui e mia figlia quarantina di anni fa su cheratite per la cornea, è stato intervento alla cornea. E voglio sapere dal professore se c'è oggi con le nuove tecnologie oculistiche, se può avere qualche risultato nuovo sull'intervento che ha avuto, e se può rinnovare l'intervento oppure no. Sì. Grazie, buongiorno. Allora, io credo che 40 anni fa l'intervento l'abbia fatto mio padre. Vedi i nostri telespettatori come sono fedeli, cioè, guardi. Certo. Allora, le facciamo dare una risposta, la ringrazio molto, grazie. Ecco, allora, rispondere senza sapere lo stato attuale della patologia di sua figlia è praticamente impossibile, però adesso io rimbalzo questa domanda alla dottoressa Frank, perché la dottoressa Frank si occupa di cheratiti tutti i giorni e tutte le mattine. Allora, per rispondere, per aiutare questo signore, dipende dalla cheratite che ha avuto la figlia. La cosa più probabile, così come frequenza, è una cheratite erpetica, quindi probabilmente aveva una cicatrice, un leucoma post-erpetico, ed è stato fatto un trapianto perforante. La domanda è: può ripeterlo perché probabilmente adesso si è cicatrizzato, oppure la patologia è ritornata? Sì, può ripeterlo, bisogna controllare l'occhio, bisogna vedere se la situazione anatomica dell'occhio lo permette, se ci sono neovasi, noi diciamo, perché quelli sono a rischio, determinano un maggior rischio di rigetto in un trapianto, e poi proprio con le nuove tecnologie che abbiamo, per cui si possono cambiare dei pezzetti adesso. 40 anni fa si cambiava tutto il pezzo della cornea, adesso si possono cambiare sia i pezzetti anteriori, quindi dipende dal tipo di problema che ha la figlia. Il consiglio è: venga da noi, venga in banca degli occhi a prendere un appuntamento e vediamo se è possibile. È giusto, perché poi come c'era Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, Rapizzi il Vecchio e Rapizzi il Giovane. Anche se io non ho cambiato la mia opinione, nel caso di una cheratite erpetica cerco sempre di aspettare il più possibile prima di fare un trapianto di cornea. Se il paziente è autonomo, ha l'altro occhio che gli consente di avere una vita assolutamente normale, per la cheratite erpetica preferisco aspettare. Insomma, fare un trapianto. Io invece prendo la telefonata, poi continuiamo con la cataratta, perché diamo una spiegazione di come avviene l'intervento. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamavo perché sono 3 anni che ho un problema praticamente alla pressione alta dell'occhio. Il problema qual è? Che non ho ancora trovato un collirio che vada bene. 4 mesi, 5 mesi, e poi track non funziona più e devo ricambiarlo. Chiedevo se c'è qualche altro sistema, diciamo, per tenere sotto controllo la pressione alta dell'occhio, cosa può provocare. Senta, ci dice l'età e magari serve qualche altro dato, guardi i nostri esperti? No, per rispondere Scusi, 53?
Sì, 53. 53, allora la ringrazio, riagganci, i nostri medici le danno la risposta. Prego, chi vuole si accomodi. La pressione dell'occhio oggi generalmente trova una terapia medica. Il fatto che lei non riesca a trovarla la fa entrare in una eccezione dei nostri pazienti. Ricordiamoci che le procedure chirurgiche, e tra queste ci sono procedure che prevedono l'utilizzo di laser, e procedure invece che sono chirurgiche tra virgolette vere e proprie, ovvero usiamo ancora il bisturi, sono procedure validissime e che oggi il glaucoma, e anche noi nella nostra azienda 3 abbiamo dei professionisti che si occupano in modo specifico di glaucoma, in caso particolare il dottor Altafini che è il direttore dell'unità operativa di Dolo, che è specialista di questa patologia, vi possono dare indicazioni molto molto precise. Tendiamo un pochino a dimenticare la chirurgia, perché questo è un problema culturale, anche noi medici, quando avvengono delle nuove scoperte come farmaci che ci consentono di arrivare al 90% dei pazienti che non vanno in chirurgia, piano piano cerchiamo di non essere più aggressivi col lato chirurgico. In realtà in molti casi è necessario. Ma quindi questa signora che ha questa patologia della pressione alta e cambia col praticamente stagionale, perché dura certo. Perché c'è un'abitudine dell'occhio, cioè ci si abitua, c'è una assuefazione? Beh no Daniela, ci possono essere sviluppare delle reazioni per esempio allergiche ai colliri, ai conservanti che ci sono, alle molecole che li costituiscono, e quindi il paziente non è più in grado di sopportare quella terapia. Però prima di arrivare a una decisione maggiore è fondamentale provare tutti i colliri che ci sono sul mercato. Penso sì, che tu sia d'accordo con me. Certamente, una volta che si è visto che i colliri non funzionano o si è intolleranti o c'è troppa tossicità, non bisogna lasciare la pressione, anche perché è una malattia molto subdola il glaucoma, quindi non bisogna tenere la pressione alta, bisogna fare qualcosa, perché quando poi ci sono le alterazioni del campo visivo, quando iniziano le alterazioni poi non possiamo più tornare indietro. Quindi laser o chirurgia che può essere una chirurgia piccola, adesso ci sono tanti piccoli dispositivi che possono aiutare, o a seconda del caso una chirurgia più importante che è un intervento per il glaucoma vero e proprio. Insomma, come ci si tiene sotto controllo la pressione e si prendono le medicine per la pressione alta, stessa cosa per gli occhi, controlliamoli. 049 49 06 054, dopo la pubblicità siamo sempre a disposizione, continuiamo con la nostra ovviamente oculistica e continuiamo a parlare poi della cataratta, come avviene l'intervento, e poi sentiamo anche altre specialità. A dopo. Eccoci qui, siamo ancora in diretta, 049 49 06 054, allora stiamo per cercare di capire come avviene l'intervento della cataratta. Come ha detto il dottor Rapizzi, non è un intervento d'emergenza, però insomma è meglio non rimandare troppo perché abbiamo una vita molto frenetica. Tecnicamente, quindi una persona si reca presso l'ULSS 3 Serenissima e si stabilisce appunto di dover fare questo intervento. Una volta si stava dentro in ospedale una settimana, adesso 2 ore, 3 ore, 4 ore, un pomeriggio. No, non esageriamo, Daniela. E io li voglio mandare a casa tutti perché dopo, se no, il direttore dice tempo e denaro. No, vero. Però mi raccomando, ricordatevi che quando venite in ospedale, soprattutto per una chirurgia, anche se la chirurgia dura pochi minuti, vi preparate e dedicate quella mezza giornata al vostro occhio, alla vostra salute. Perché il paziente, quando arriva al servizio di Day Hospital, ci arriva dopo aver fatto la cartella clinica, dopo aver avuto la conferma dei medici dell'ospedale che la cataratta ci sia e che sia chirurgica, quindi sia da operare. A quel punto viene assegnato loro l'appuntamento per la chirurgia. Arriva in ospedale e viene preparato con le gocce. E alle volte vi lamentate perché vi passa davanti il signore che è arrivato dopo,
In realtà questo è un problema organizzativo molto molto semplice, perché l'occhio, per essere operato in modo sicuro, deve essere dilatato bene e noi dobbiamo fare tutte le procedure farmacologiche, cioè mettere tutti i vari tipi di gocce perché questo avvenga. Quindi è per questo motivo che alle volte aspettate di più. Perché è soggettivo anche la reazione. Bravissima, è soggettiva la reazione. Se ci mandano delle immagini, però vi faccio vedere che la cataratta, che è un intervento molto veloce, una decina di minuti, a me non piace parlare del tempo, io non ho mai fatto in vita mia durante il mio lavoro le gare con il cronometro. Io voglio che il mio paziente esca con un occhio operato molto bene, e quindi che questo duri 5 minuti o che ne duri 10 non cambia 15, assolutamente, o 15, perché bravissimo. C'è sempre la soggettività, certo. Non tutti siamo uguali, no? Il video che abbiamo preparato, per esempio, è un video di una cataratta molto 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 difficile, che nell'era moderna può essere risolta con della tecnologia che abbiamo a disposizione ormai in tutti i nostri ospedali, e il risultato finale è esattamente lo stesso di una cataratta che non aveva nessuna complicazione. Ecco, adesso la regia ce lo manda in onda. La cosa importante è anche ricordare che fortunatamente il settore dell'oculistica è un settore, possiamo così, che sta diventando sempre più sartoriale, passatemi questo termine, cioè ogni persona ha i suoi tempi, le sue cose, siete quasi dei sarti dell'occhio, nel senso che vi occupate di mettere il pezzettino dove serve, cioè fate attenzione alle esigenze del soggetto, non siamo tutti uguali, no? Come le diete certo, non sono per tutti. Infatti hai visto, Daniela, che in questi anni il dottor Rapizzi e la dottoressa Franca lavorano insieme e si occupano di argomenti diversi, perché l'occhio è piccolo, ma all'interno di questa piccola struttura anche noi abbiamo un sacco di specializzazioni diverse. E per esempio le immagini che vedete adesso in sovraimpressione sono immagini che vi danno l'idea di che cosa sia una sala operatoria e di come si lavori. In questo caso c'è il dottor Boratto, che è uno dei miei collaboratori, che sta operando un distacco di retina. Non cambia l'operare un distacco di retina, un trapianto di cornea o una cataratta. L'organizzazione di una sala deve essere efficiente ed efficace sempre, comunque, in tutti i suoi momenti e gli aspetti. E oggi abbiamo questa differenziazione nelle varie specialità e spesso collaboriamo. Abbiamo delle immagini, adesso magari lo dico anche per la regia, si tratta di un intervento, in questo caso, dove c'è una patologia, si chiama distacco di retina e trapianto di cornea, è quello che abbiamo caricato una mezz'oretta fa, che è un esempio bellissimo di cosa vuol dire lavorare con l'esperto della cornea e l'esperto della retina insieme. In questo caso c'è una paziente che si presenta con un distacco di retina, patologia veramente complicata, bruttissima, per la quale fino agli anni 90, metà degli anni 90, la maggior parte degli occhi non avevano una risoluzione. Oggi invece il 92% dei pazienti che hanno un distacco di retina ha una risoluzione del problema. Questo non vuol dire che il 92% dei pazienti a cui si risistema la retina dopo che si sia staccata, che sia staccata, abbiano un recupero della vista normale. Non sto dicendo questo, però sto dicendo che anatomicamente noi salviamo un occhio, esteticamente il paziente è perfetto e spesso ha anche un residuo funzionale, quindi una vista molto alta. Quanti biscottini vi portano, dolcetti? Tanti. Tanti. Mi sembra che diceva il dottore mi ha salvato la vista, è buona, un buon biscottino fatto in casa. Maestro, i pazienti sono molto generosi. Ecco, quindi ricordiamo questa cosa. Prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senti che bella voce. Ci dica, signora. Sono Anna, ho il problema di avere una lacrimazione permanente e mi è stato detto di avere i canalini delle lacrime chiusi. C'è qualche soluzione? Grazie. Quanti anni ha, signora Anna? 75. Bellissima. Adesso le faccio dare una risposta, signora Anna. È da tempo che ho questo problema, sono una decina d'anni che ho questo problema e non è stato risolto. Vada allo stress serenissima, vedrà che la risposta la dà subito. Allora, signora Anna, le faccio dare una risposta. La signora Anna ha 75 anni, questa lacrimazione continua, ne soffre da circa 10 anni.
Come diceva prima Emilio Rapizzi, il dottor Rapizzi, il figlio. Naturalmente, ci sono vari settori negli occhi, quindi c'è la cornea, c'è la cataratta, c'è la maculopatia, la retina e ci sono le vie lacrimali. Se le vie lacrimali sono chiuse, come in questo caso, esiste un intervento che si fa anche in collaborazione a volte con gli otorini, a volte con degli oculisti che si occupano specificatamente di questo, che si chiama dacriocistorhinostomia, in cui si collegano i canalini lacrimali al sacco lacrimale, si inserisce un tubicino che dopo un po' di mesi viene asportato in modo tale da ricanalizzare la lacrima nel dotto orofaringeo dove dovrebbe inserirsi. Che tra l'altro è un intervento che spesso viene fatto anche ai bambini al di sotto, quando nascono alle volte senza. Esatto, ma quello è un intervento molto più semplice, lì c'è una piccola chiusura e viene aperta con una, si chiama specillazione, con un piccolo strumento posto per i bambini che apre la via di deflusso. Mi scuso perché ho perso il nome della paziente, la signora Anna, ecco signora Anna, però attenzione perché quello che descriveva adesso la dottoressa Frank è il lato più complicato. Il fatto che lei abbia da 10 anni della lacrimazione mi fa pensare che non sia poi una cosa così grave da dover essere o da poter essere risolta con la chirurgia, perché la chirurgia corregge casi importanti. Però bisogna anche rivolgersi alle persone giuste. Bravissima, bisogna rivolgersi alle persone giuste. No, perché delle volte sei un po' una pallina da flipper in un certo senso. Allora, quando trovi delle referenti, insomma. Sì, però insomma diciamo che nei nostri ospedali il referente... vabbè, adesso gli abbiamo dato un consiglio, siamo sempre qui, ricordiamoci, con l'Ustre Serenissima, ospedale civile e l'ospedale dell'Angelo, con i nostri esperti. Pronto? Buongiorno. Caduta linea, poi ritornerà. 049 4906 054. La cosa importante, siamo qui con l'Ustre Serenissima, ma in particolar modo vedete come comunicano due realtà che potrebbero essere diverse ma non lo sono, fanno parte sempre di un'unica grande azienda, di un'unica grande famiglia, e proprio per questo motivo vi relazionate anche con, diciamo prima, con la banca degli occhi e vi consultate perché siete un team multidisciplinare, posso definirlo così? Certo, sì, brava Daniele, infatti adesso in trasmissione ci sono proprio le immagini di un caso che ha una patologia retinica e una patologia contemporanea corneale in contemporanea. Vedete che Antonella, se vuoi puoi descrivere tu questa parte, c'è stata una quella del tuo trapianto. trapanazione della cornea, noi usiamo quella specie di lama rotante, ecco, è un trapano, e si trapana la cornea, si toglie il pezzettino diciamo che dà l'opacità, in modo tale che Emilio riesce a mettere una protesi, vedete, al posto della cornea, vedere è la lentina che vediamo che sta bravissima, questa lente ecco, e adesso Emilio qua, vai avanti tu Emilio. Quindi una volta messa questa lente vedete che la trasparenza è perfetta, perché questa è una lente che non è una cornea artificiale, attenti, questa è una lente che serve solo per fare l'intervento chirurgico, poi vedrete alla fine che verrà rimossa e Antonella finirà il trapianto. Adesso sto lavorando io invece e lavoriamo sulla parte all'interno dell'occhio, sulla retina. Quello è il nervo ottico? Quello bianco è il nervo ottico, con i vasi, quella pallina bianca che vedete al centro dell'immagine, e vedete che ci sono i vasi sanguigni. C'è una macchia giallastra e quella è la parte più nobile del nostro occhio, si chiama macula, ed è quella parte che si ammala molto molto di frequente. Sapete che oggi abbiamo a disposizione farmaci, tantissime cose che dobbiamo salvaguardare. È la zona che ci consente di leggere, che ci consente di guidare la macchina. Tutto il resto della retina ha un ruolo meno importante. Avete visto, ho lavorato sulla retina, l'ho rimessa a posto e adesso ripasso la mano all'Antonella. Praticamente si toglie questa lente trasparente di plastica che era utilizzata per vedere bene la retina, e quindi si cambia la cornea con una cornea di un donatore, vedete, e viene suturata, in questo caso sono dei punti nylon 10 zeri, comunque viene suturata in modo tale che poi l'integrità, la struttura venga ripristinata dell'occhio. Stiamo parlando di un campo operatorio davvero ridotto, e soprattutto avete sentito la donazione, perché tutto questo non sarebbe possibile se poi non ci fossero dall'altra parte persone che fanno questo grandissimo atto d'amore nei confronti
occhi del prossimo, perché tutto parte dalla manca degli occhi, poi possiamo parlare anche di rama, insomma parte da una grande connessione fra realtà che sono il volontariato, la capacità della persona insomma, di dare vita ad altri occhi. Mettiamola così. Io vi interrompo perché sapete che il tempo è tiranno, devo andare in pubblicità, poi ci sono magari le telefonate e noi le aspettiamo a braccia aperte. 049 49 06 054. A dopo. Eccoci qui, siamo ritornati con la nostra diretta 049 4906 054. Siete gettonati voi dell'Us3, perché siete così la coppia, no? Belli? Ah beh, certo. Allora, siamo anche molto bravi. Siete bravi, ma io ti dico, siete bravissimi, chapeau, chapeau. Allora, però la dottoressa è più bella, no, scherzo. Non c'è dubbio. Pronto, buongiorno. Però deve abbassare il televisore, perché sennò sentiamo che ci parliamo. Chi è la ricezione? Abbassi il televisore perché sennò sente il ritardo, signora. Sì? Grazie. Ma dovremmo mettere la scritta di sovrappressione se telefonate, abbassate il televisore. Eccoci, siamo a disposizione, ci dica tutto. Va bene? Ecco. Adesso parlo me. Signora, ci dica. Pronto? Eccola. Pronto? Ci dica. Sì, io voglio dire che mio marito è da... Sì? Signora, deve abbassare il volume del televisore. Prenda il telefono. Buongiorno. Ecco. È da 3 anni che ha la... Sì. L'ho abbassato. Brava. Suo marito da 3 anni? Mio marito è da 3 anni che ha la maculopatia. La maculopatia. L'aveva sull'occhio destro, adesso è passata anche sull'occhio sinistro. Ha fatto le punture? Mio marito ha 86 anni. Ha fatto delle punture negli occhi suo marito? Maculopatia. Sente se ha fatto delle punture nell'occhio il marito? Ha fatto, sì. Ha fatto delle punture. E le sta ancora facendo? Ha fatto, sì, 5 iniezioni sull'occhio destro e 6 sull'occhio sinistro. E sta ancora continuando il trattamento? Adesso sta continuando il trattamento. Bene. Allora, questa è già una cosa positiva perché vuol dire che è una delle forme di maculopatia che ha un trattamento medico, perché purtroppo esistono delle forme che non hanno neanche questa possibilità. Il trattamento medico della degenerazione maculare essudativa, la forma essudativa è quella che sanguina, tanto per capirci, è un trattamento molto efficace ma che non consente l'assoluta guarigione di questi occhi. Quello che noi possiamo fare è rallentare il più possibile la progressione della malattia. E oggi abbiamo a disposizione questi farmaci che generalmente cominciano a essere usati con una certa frequenza che poi viene mantenuta negli anni, quindi non si smette mai un trattamento per un paziente maculopatico se stiamo parlando di degenerazione maculare legata all'età. Questo mi sembra il caso del suo marito, signora. E quindi continui la terapia e segui il consiglio del medico. Una volta non esistevano questa terapia medica, per cui il paziente aveva il sanguinamento, aveva una maculopatia essudativa e non potevamo farci niente. Adesso almeno abbiamo le punture, sono delle punture che bloccano il sanguinamento, che venivano usati anche come degli antitumorali, questi anti-VEGF si chiamano. E che adesso almeno creano un rallentamento nella progressione della malattia. Allora 049 49 06 054, senta dottoressa Frank, abbiamo parlato prima della cornea e abbiamo parlato anche della grande disponibilità che c'è grazie a questo atto d'amore che fanno le persone, insomma, che purtroppo non ci sono più. Quanti interventi eseguite voi presso l'ospedale civile? Ne facciamo tanti, ecco, in collaborazione, intorno ai 200 interventi all'anno, poi sommati anche tutta la ULS3 ne farà anche 400 ecco, quindi ne facciamo moltissimi. E la patologia più frequente è il cheratocono,
poi, e la seconda, forse più frequente, è lo scompenso corneale, noi chiamiamo distrofia di Fuchs, quando ci sono poche cellule nella cornea, in questo caso nelle persone più anziane che magari vengono operate di cataratta e non vedono perché hanno la cornea opaca, vedono annebbiato. Il motivo è perché avevano poche cellule endoteliali e quindi si può eseguire, sempre in anestesia locale, un trapianto endoteliale, quindi solo di queste cellule che non ci sono, che possiamo inserirle. Pensate un po' quanti passi da gigante ha fatto la scienza, la tecnologia. Sono anche trapianti ad esempio che non hanno la sutura, quindi il paziente deve stare immobile per 2-3 ore perché c'è una bolla d'aria che va in alto quando si mette nell'occhio e che quindi determina un attacco proprio di questo pezzettino di cornea nella parte posteriore dell'occhio dall'interno. Fate finta di vedere nello spazio due cose che si stanno unendo, facciamo così. Senta, non abbiamo detto prima qual è la tempistica, che poi non piace al dottor Rapizzi, però insomma anche in questo caso un trapianto di cornea, come ci si prepara? Allora, un'urgenza dipende ovviamente, perché un trapianto in un keratocono ha una lista che comunque riusciamo dai 3 ai 6 mesi a soddisfare, poi ci sono le perforazioni corneali nelle infezioni, quindi le urgenze che ovviamente vanno fatte immediatamente. Magari, sai, casalinghe con l'anticalcare, altre cose. Beh, quelle sono causticazioni, quello è tutto un altro discorso, sono patologie molto gravi che causticano, quindi è proprio soda caustica che va negli occhi. Queste sono patologie molto gravi perché determinano un'alterazione importante delle cellule staminali epiteliali della cornea e in questo caso i pazienti devono essere seguiti quasi tutti i giorni e poi fare la terapia adeguata, anche chirurgica. Insomma, stiamo sempre attenti, 049 49 06 054. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi, Sergio da Milano. Volevo chiedere una cosa cortesemente. Io ho mia moglie che soffre di un glaucoma praticamente e volevo capire se era operabile o se eventualmente si è sviluppata una cataratta sul glaucoma, se era operabile la cataratta indipendentemente dal glaucoma. Non so se mi sono spiegato. Sì. Quanti anni ha sua moglie? 67. Ed è di Milano? Il primario di Dolo è bravissimo per queste cose, si chiama il dottor Romeo Altafini. 67. Per rispondere a questa domanda è veramente complicato rispondere così. Il paziente va visitata, non possiamo darle noi al telefono o in televisione dei consigli, però se lei si rivolge a Dolo hanno un servizio per il glaucoma che è veramente eccellente. Allora vada all'ULS 3 a Dolo e il primario? Il primario è il dottor Romeo Altafini. Romeo Altafini. Senta, allora intanto grazie, veniamo, anche se siamo verso la chiusura, dottor Rapizzi, la retina, perché si fanno passi da gigante anche lì, abbiamo sentito parlare di retina artificiale, non solo, allora, sta retina ha detto, questa è la parte che ci interessa, poi la retina fa altre cose, prima ha detto, che ci serve tutto. No, la retina è la parte più importante dell'occhio e più difficile da risistemare. Abbiamo cominciato a parlare di retina circa 25 anni fa nella pratica comune e negli ultimi 10 anni sono state fatte delle cose bellissime. Prima non si parlava di questo perché non sapevamo che cosa fare, non potevamo curare niente, non avevamo strumenti, non avevamo tecnologia, non avevamo farmaci. Oggi che li abbiamo sentite parlare di maculopatie, sentite parlare di occhi che hanno distacchi di retina, sentite parlare di maculopatie chirurgiche, cioè su tutte quelle malattie della macula che non vanno curate con i farmaci ma vanno curate con la chirurgia. E prima Antonella vi diceva a Mestre e Venezia facciamo complessivamente 400 trapianti in un anno. A Mestre e a Venezia facciamo 700 e con una crescita del 20% annua, quindi immaginate che cosa sarà fra 4 o 5 anni, interventi di retina, 700 interventi di retina, sono veramente tantissimi. La retina è un mondo enorme e parlare di retina adesso in 2 parole è veramente difficile, però il consiglio più importante è quello di recarsi urgentemente dall'oculista. La differenza
le patologie retiniche molto spesso sono urgenti. E urgente che cosa vuol dire? Vuol dire che vanno viste nel giro di pochissimi giorni. Per esempio un calo improvviso, ecco, brava, ci dia delle indicazioni, visto che comunque non abbiamo tanto tempo. Un calo improvviso della vista, il paziente si alza e non riesce a vedere, non riesce a leggere, vede tutto distorto, tutto deformato. Se succedono queste cose non potete prendere un appuntamento e aspettare dei mesi, ma neanche un mese potete aspettare, si va al pronto soccorso. I pronti soccorsi sono molto efficaci per questo. A quel punto si seleziona, si indirizza il paziente a seconda della gravità negli ambulatori dedicati. Un altro sintomo importante è la tenda nera, no? Quando il paziente vede una tenda nera che piano piano sale o scende a seconda di dove è posizionato il distacco, e magari all'inizio è periferica, quindi il paziente ci vede, ma vede questa specie di tenda nera che riduce il campo visivo. Anche lì bisogna andare al pronto soccorso. Mi sa che la tenda nera la vediamo anche noi, perché è arrivata alla fine della trasmissione. Siamo stati trovati bene, perché ci avete dato tante informazioni, poi siamo stati, spero, anche utili per chi era a casa. Abbiamo dato tante spiegazioni. Allora, a me non resta intanto che ricordare e ringraziare, come abbiamo detto, poi tutto, perché ci sono varie entità che lavorano, vari organi che lavorano insieme, perché siete un USL molto mobile e che fa team, che fa gruppo. Sì, dobbiamo ringraziare i nostri medici, i nostri infermieri, perché non c'è la capostala che ne fa il buon biscottino, perché poi se mi ringraziate la capostala che vi fa il buon tè. Poi come andiamo a finire? I tempi del tè sono finiti, ecco, da tanto tempo. Le capostala oggi sono degli strumenti, dirigono degli strumenti importantissimi e fanno girare tutta la sanità. Quindi. Perfetto, allora quindi tutto quello che sta qui, voi state vedendo, però c'è un mondo dietro di persone che lavorano, esperti e medici. Allora io ringrazio davvero molto Antonella Frank, direttore dell'unità operativa complessa dell'oculistica dell'ospedale civile Ulstra Serenissima. Poi ringrazio davvero molto Emilio Rapizzi, direttore dell'unità operativa complessa oculistica ospedale dell'Angelo Ulstra Serenissima. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e che magari anche ci guarderanno in replica. Speriamo di essere stati utili. A domani. Grazie.